Ora di angoscia per la famiglia dell'ex europarlamentare e assessore regionale Remo Sernagiotto, colpito da un infarto, lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Treviso. Automobili usate comprate all'estero senza pagare l'IVA, maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso, sono 8 le persone ai domiciliari. Firmata la nuova ordinanza del Veneto in vigore fino al 4 dicembre, restano le misure precedenti, misure più strette per negozi con ingressi ridotti e contingentati, oltre 90 decessi intanto nelle ultime 24 ore. Treviso non rinuncia al Natale, il piano del comune sarà una festa diffusa con alberi in 5 piazze, 2 davanti agli ospedali come omaggio ai medici eroi. Cassugana e ambulanti esclusi dal mercato del lavoro per trovare una soluzione e consentire la loro attività sabato prossimo, nessuna speranza invece per i mercatini natalizi. Complesso del Sant'Artemio, centro per le vaccinazioni contro il Covid, ad avanzare la candidatura alla provincia di Treviso, forte dell'esperienza di queste ultime settimane nell'attività antinfluenzale. Passaggio di consegne questa sera tra Montebelluna, tra Marzio Favaro, eletto consigliere regionale, e il suo vice Elzo Severin. Stagione dello sci, interviene il campione ampezzano Cristian Ghedina, si deve riaprire in sicurezza altrimenti rischiamo disastro economico, il sottosegretario Martella, ci sarà una regia europea. Ben ritrovati, buonasera, questa è l'informazione trevigiana dei nostri notiziari, avete sentito nei titoli, si apre con una brutta notizia perché è in condizioni disperate l'europarlamentare Remo Sernagiotto, uno dei politici più noti della Marca ma di tutto il Veneto, è stato colpito da un arresto cardiaco nella giornata di ieri, è ricoverato all'ospedale di Treviso, vediamo. Lotta tra la vita e la morte, Remo Sernagiotto nel reparto di terapia intensiva cardiologica del Cafoncello, dove è stato portato dopo un infarto. Ad assistere il 65enne che recentemente si era sottoposto a un intervento per migliorare la circolazione del sangue, la moglie Maurizia, la figlia Gloria e il figlio Gregorio, cui in queste ore si sono aggiunti gli amici e i collaboratori di una vita. Tra loro l'avvocato Fabio Crea. La ripresa dall'arresto cardiaco è intervenuto dopo 20 minuti e questo ha creato una mancanza di ossigeno che ha determinato un pregiudizio delle funzioni cerebrali, per cui in questo momento, pur se le altre funzioni vitali hanno ripreso, purtroppo quelle cerebrali sono ridotte al lumicino. Titolare dell'omonima azienda di pneumatici sulla Feltrina, la politica è diventata presto la sua prima passione. Dopo una militanza giovanile nella Democrazia Cristiana, Sernagiotto negli anni 90 entra in consiglio comunale a Montebelluna, dove diventa capogruppo di Forza Italia. Nel 2000 parte l'avventura a Palazzo Ferrofini, prima come consigliere regionale semplice, poi in qualità di capogruppo degli Azzurri. Nel 2010 è nominato assessore ai servizi sociali della prima giunta Zaia. È lui il mattatore di tante iniziative anche politiche come i meeting annuali dei forzisti a Cortina e quindi del Popolo della Libertà. Per anni è tra i nomi più votati a livello regionale, tanto che nel 2014 lascia l'incarico regionale e viene eletto all'Europarlamento con quasi 22.000 preferenze. A Strasburgo la svolta è il 2015 quando lascia il partito di Berlusconi e l'Eurogruppo dei Popolari per entrare nelle file dell'ECR, il gruppo conservatori e riformisti accanto a Raffaele Fitto. L'operazione strettamente politica fa da apripista all'ingresso di Fratelli d'Italia all'Assemblea europea. Ed è con Giorgia Meloni che Sernagiotto tenta il bis, senza però essere riconfermato. A pesare anche la vicenda giudiziaria ancora pendente e per la quale Sernagiotto è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione e truffa aggravata per il presunto scandalo di Cadela Robinia, progetto a valenza sociale diventato una birreria. Contestazioni che Sernagiotto, assistito proprio da Crea, ha sempre respinto con forza. Ora la battaglia più dura. La famiglia ci tiene che attraverso di me vengano ringraziate tutte, sono davvero tantissime le persone che hanno manifestato immediatamente e sentitamente grande solidarietà e vicinanza alla famiglia. Ad esprimere vicinanza anche il sindaco di Treviso. La vicinanza mia e dell'amministrazione alla famiglia e a Remo Sernagiotto. Ora con la cronaca, la maxi operazione della Guardia di Finanza, ci sono 8 arresti, auto usate comprate all'estero senza pagare l'IVA. Truffa
Truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico nel commercio di auto di lusso acquistate all'estero. 8 le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari disposte dal GIP Marco Biaggetti su richiesta del procuratore Massimo De Bortoli. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, denominata Salone del Lusso, ha portato alla luce uno strutturato gruppo criminale con base operativa nel Trevigiano che acquistava senza pagare l'IVA auto usate da Germania, Francia, Belgio e Spagna. Utilizzando una o più agenzie di pratiche auto, questi signori facevano figurare come se le autovetture fossero state acquistate all'estero direttamente dal cliente. Falsa era la fattura, come l'autodichiarazione del cliente sul pagamento dell'IVA nel paese estero. I documenti venivano poi presentati alla motorizzazione per l'immatricolazione. 500 i veicoli importati con questo sistema per un giro d'affari di oltre 8 milioni e mezzo di euro, dei quali 1,5 milioni di IVA non pagata allo Stato. Al momento sono 161 le transazioni irregolari accertate dalla Finanza per un'evasione IVA di 524.000 euro, somma per la quale il GIP ha disposto il sequestro preventivo. 2 appartamenti sono stati sequestrati, uno a Spresiano e uno a Paese. Sui conti correnti somme per circa 53.000 euro. Sequestrate poi 25 auto, ma le operazioni sono ancora in corso. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per una donna romena 33enne e 7 uomini, un 45enne padovano professionalmente operativo nella Marca, 5 romeni e 2 albanesi. A capo del gruppo c'era proprio la donna che così si era espressa. Parlando con un altro soggetto dice tranquillamente: scusa, ma io perché sto qua in Italia? O faccio i soldi o me ne vado da un'altra parte. I clienti, allettati dai prezzi concorrenziali delle vetture, risiedono in mezza Italia, per la maggior parte nel nord-est. Tutti sono risultati ignari della frode e si affidavano agli autosaloni per gestire le pratiche di immatricolazione. Adesso andiamo a vedere i dati dei contagi delle ultime 24 ore. Vi abbiamo già raccontato con l'aiuto della tabella in grafica che per quanto riguarda il Veneto questa sera ci sono stati 963 nuovi positivi che sommati a quelli di stamattina portano a 2.275 il totale dei nuovi contagiati in Veneto nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda Treviso e provincia, probabilmente il dato non è stato ancora contabilizzato, quindi non è apparso in tabella. Vi possiamo solo dire che a questa mattina, quindi nel bollettino delle 8 del mattino, i nuovi contagiati a Treviso erano 243, attualmente positivi sono 12.952 persone. Deceduti invece nel Trevigiano 522, 7 persone sono venute a mancare nelle ultime 24 ore. Tra i decessi ci sono uomini e donne che hanno tra i 70 e i 99 anni. Andiamo adesso con le immagini a Marghera, l'unità di crisi, per sentire i contenuti della nuova ordinanza. È stata presentata oggi dal Presidente Zaia, ci sono nuove limitazioni. Sentiamo. Garantisce inoltre costantemente, tramite strumento elettronico conta persone o personale di vigilanza, il costante rispetto dei parametri di cui sopra. Detta in soldoni, uno si attrezza, come alcuni centri commerciali hanno fatto, si attrezza con il con il conta persone, oppure semplicemente le conta. In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze, di presenze di clienti superiore a quello di massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore. Qualche aggiustamento arriva anche per i ristoratori. Che non sia attuata nessuna forma di buffet, deve essere tutto dedicato, sanificato sul tavolo. Zaia non esclude un eventuale ritocco nei prossimi giorni. Il governatore torna poi ad affrontare la questione dello sci, evidenziando l'importanza di un'intesa con tutto l'arco alpino. Sarebbe incomprensibile in un bacino di contagio che è pressoché simile, che è quello delle Alpi, che noi fossimo gli unici a chiudere. Quindi io auspico veramente che i provvedimenti siano accolti con un accordo europeo, perché non sciare a Cortina, poter sciare a Kitzbühel piuttosto che a Villach o a Bad Kleinkirchenheim o in altre località, a Pramollo, dico che non è una bella roba. E proprio
A questo tema è dedicato il sondaggio che vi presentiamo oggi e gli esiti li daremo nella puntata di Ring di questa sera a partire dalle 21:15. Montagna, stop alle vacanze, è giusto? Se la vostra risposta è affermativa dovete comporre lo 0422 16 26 691, se invece è negativa dovete comporre lo 0422 16 26 690. Vi ricordo che la chiamata è gratuita, se sentite occupato il vostro voto è stato comunque registrato. E se ne sta parlando molto in questi giorni. Treviso ha dichiarato oggi di non voler rinunciare al Natale per scaldare comunque il cuore dei trevigiani già duramente provato. Vediamo che cosa c'è in programma. Quest'anno non ci sarà un solo albero monumentale, ma ci saranno 5 alberi di Natale, quindi saranno 5 piazze più la loggia incantata, allestite in maniera magica, saranno unite da una passeggiata, quindi troverete una mappa per fare questa passeggiata natalizia. Un Natale senza assembramenti, questo era l'obiettivo e così il Comune di Treviso, per non togliere anche questo ad una comunità, cittadini ma anche esercenti e commercianti, ha deciso di investire sulla festa in maniera diversa. Natale quest'anno sarà ovunque, alberi nelle piazze, ognuno con una storia diversa da raccontare, maxi schermi per diffondere eventi, canzoni, messaggi di auguri di volti noti della città. Un inno da diffondere all'unisono creato apposta per Treviso da Marco Fedalto, vincitore del concorso, e poi cassettine di Babbo Natale sparse per la città. Credo che ci sia un aspetto morale e psicologico che non va trascurato e quindi noi vogliamo farci trovare pronti, vogliamo che la bellezza torni ad essere protagonista di questo Natale a Treviso, un Natale insieme. Mai Natale è stato per Treviso così condiviso, decine i partner, dagli istituti bancari alle associazioni di categoria che hanno dato il loro contributo e poi i comuni vicini, Cortina, Falcade, Rocca Pietore, che hanno donato l'albero, oggi tutti collegati in videoconferenza. Ovviamente non ci abbiamo pensato 2 volte ad esserci un po' più vicini, anche con un segno in qualche modo tangibile. L'accensione degli alberi sarà a sorpresa come in una sorta di flash mob, confermato anche il concorso fotografico, le foto rigorosamente pubblicate su Instagram. Per chi vorrà rivolgere un pensiero ai sanitari e ai medici negli ospedali e ai malati che continuano nella loro personale battaglia, ci saranno 2 alberi speciali, uno al Caffoncello e uno al San Camillo, con una cassettina per lasciare un messaggio. Mentre Treviso si prepara a vivere un Natale diffuso, intanto andiamo in via Sant'Agostino, dove questa sera hanno già acceso i loro alberi di Natale come segnale di speranza e di fiducia. All'accensione ha partecipato anche il sindaco Mario Conte. L'hanno fortemente voluto i commercianti. Sono 126 alberi, più tutte le luminarie che poi avranno accensione con il resto di Treviso. In particolare appunto sono i nostri alberi. Creare unione sulla via in questi momenti, avere un riscontro così di entusiasmo con tutti i colleghi, con tutti i commercianti che si sono dati da fare è una cosa importante, è un bel segnale. Il centro storico si vuole in un certo senso risollevare. Noi non ci abbattiamo mai. Questo è il bello e il brutto di noi altri, perché comunque troviamo sempre il lato positivo delle cose e cerchiamo di andare avanti con un sorriso, per dare sorriso, gioia. Abbiamo fatto l'isola per i bambini, questa è dedicata ai bambini. Gli alberi sono un momento di gioia, di serenità, quindi questa è un'iniziativa per dare un segno alla via e un segno di crescita e di forte speranza. E se questi sono i commercianti di via Sant'Agostino, adesso ci occupiamo degli ambulanti, quelli dell'abbigliamento. Li abbiamo visti protestare sabato mattina nelle loro postazioni. Per loro ci sono forse, speriamo, delle novità. Sicuramente invece quest'anno non ci saranno i mercatini di Natale. Stiamo valutando con loro numero di volontari e attività che questi volontari dovranno andare a fare. Se riusciremo con loro a trovare una quadra, c'è qualche possibilità che il mercato sabato possa essere fatto. L'incontro c'è stato e il Comune di Treviso apre uno spiraglio per gli ambulanti dell'abbigliamento che da 2 settimane sono fermi con la loro attività per le norme che regolano i mercati comunali che l'emergenza coronavirus ha trasformato un'altra volta. A Treviso, spiega il vice sindaco Andrea De Checchi, la partita è più complessa proprio per la peculiarità
peculiarità del mercato che necessiterebbe di vigilanza agli ingressi e all'uscita di ben 4 aree, più controlli all'interno, anti-assembramenti e poi controlli lungo le strade che lo attraversano. Nessuna speranza invece, almeno per questo Natale, per i mercatini così come siamo abituati a conoscerli. Una scelta ben precisa ma che salva quelli tradizionalmente caratteristici della città, come il famoso mercatino di Borgo Cavour. Io non credo che, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando, sia il caso di portare elementi concorrenziali al nostro commercio. Per quanto riguarda invece un artigianato locale o elementi più tradizionali della città di Treviso, questo ci riserviamo di vedere l'evoluzione della pandemia e l'evoluzione normativa per capire se riusciremo a farne fare qualcuno o meno. Vaccino anti-Covid. Il presidente della provincia Stefano Marcon lancia una singolare candidatura per il Sant'Artemio. Quando partiranno quelle vaccinazioni anti-Covid saremo disponibili per fare lo stesso tipo di percorso. Complesso del Sant'Artemio, centro vaccinazioni dal coronavirus. Ad avanzare la candidatura per la più grande immunizzazione degli ultimi secoli la provincia di Treviso, forte delle esperienze di queste ultime settimane. Un'organizzazione perfetta in un'area vasta con parcheggi adeguati, percorsi dedicati ed edifici predisposti che non ha perso un colpo nonostante il numero importante di trevigiani chiamati per sottoporsi al vaccino antinfluenzale. Un vero e proprio rodaggio di successo. Oltre 1 migliaio di persone in ogni sabato, in questi ultimi 3 sabati, e quindi io credo che si possa dire che siamo stati in grado anche di poter fare questo tipo di servizio e se servirà ci saremo ancora. Ha fatto discutere a Cessalto l'accusa al parroco di aver fermato i funerali a causa del coronavirus, ma il sacerdote replica: è stato soltanto un malinteso. Don Mauro, quello che è accaduto è solo un malinteso. Certamente, io in questo momento sono appena tornato di corsa da Santa Maria di Campagna, ho appena celebrato un funerale con la salma di una persona mancata, ahimè, di Covid. Abbiamo celebrato con la salma in chiesa il funerale. Don Mauro è perplesso per quanto è accaduto, è tutto un malinteso, ribadisce più volte: da parte mia non è stata fatta nessuna preclusione ai familiari dei defunti. Causa Covid non verranno celebrate le esequie, così si legge nell'epigrafe di una signora perita a causa del virus a Cessalto. Stessa cosa in altri 2 annunci. Inevitabile la polemica innescata in paese dalla protesta di alcuni familiari. La realtà è diversa, specifica Don Mauro. Il fraintendimento è forse avvenuto perché nell'epigrafe era già scritta la volontà di eseguire solo una messa in suffragio. Quando i familiari sono passati per accordarsi da me sul giorno del funerale, precisa Don Mauro, non c'è stato nessun segno di protesta, nessuna obiezione. Pensavo che la volontà espressa nell'epigrafe fosse una volontà da accogliere e rispettare. Sì, è stato proprio un malinteso un malinteso che non capisco, probabilmente informazioni errate che hanno circolato, ma io personalmente continuo a celebrare come sempre i funerali in chiesa. Non è che sta cambiando idea? No, no. Non ho mai cambiato idea, io ho preso atto della volontà dell'epigrafe, pensando che ci fosse un senso di paura o di insicurezza. Per cui è qui che è nato il malinteso? Sì, è qui che è nato il malinteso. Altrimenti lei, se loro fossero stati convinti... ma se vogliono, io sono del parere che venerdì si celebrano le esequie normali, si farà il funerale quando loro vogliono. Non c'è un problema, anche domani. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo da dei furti di biciclette, operazione dei Carabinieri che ha esposto 2 denunce per ricettazione appunto e furto. Nel primo caso, a finire Lella Mirino, una 16enne che ad Altivole si era impossessato della bici di un impiegato 55enne, è stata la stessa vittima del furto a notare il proprio mezzo nel giardino di una privata abitazione in quel centro. La bici, una mountain bike del valore di 500 euro, era stata prestata dal minorenne ad un suo conoscente ignaro di tutto e che la stava custodendo nel cortile di casa. A Vazzola invece i Carabinieri hanno denunciato un 20enne accusato di aver rubato una bici del valore di diverse migliaia di euro a un 57enne titolare di una farmacia del luogo. Ed ora andiamo a Montebelluna per il passaggio di consegne questa sera tra Marzio Favero, eletto consigliere regionale, e il suo vice Elzo Severin, al quale va il compito di traghettare il comune fino alle prossime elezioni.
Marzio Favero lascia la fascia tricolore e cede la guida del comune di Montebelluna al suo vice Elso Severin. Ma assieme abbiamo affrontato anche l'inizio del percorso. Vi ricordo quando la situazione delle casse del comune era gravissima, quasi 40 milioni di esposizione debitoria. Oggi il passaggio del testimone che diventa l'occasione per illustrare il piano delle opere da portare avanti nei prossimi mesi. Io non guardo al passato, perché il passato lo conoscete già. Allora, guardo al futuro perché abbiamo un piano di opere pubbliche importantissimo ed è qua che Elso sa di doversi cimentare. Abbiamo la nuova Piadene che parte fine dicembre, andremo in gara, un'operazione da oltre 5 milioni di euro per dare una scuola innovativa a Biadene e Pederiva, dove la faglia sismica è ancora attiva e abbiamo 2 scuole che non sono più adeguate. Ci sono poi le scuole di Caonada, l'asilo comunale, il recupero di Villa Pisani ed il teatro che da 50 anni manca in città. Altra sfida, prosegue Favero, è quella dei sottopassi. I 4 sottopassi. Uno è già partito. A qualcuno che fa lo spiritoso sul cantiere, ricordo che quanto è già stato fatto è costato più di 3 milioni di euro, no? A breve partiranno le opere provvisionali, cioè la messa in sicurezza degli edifici e dei binari dei treni, poi partirà il cantiere definitivo. E ancora le piazze delle frazioni e la messa in sicurezza idraulica del territorio, un lavoro complesso quello che attende Severin nei prossimi mesi, che serviranno a traghettare l'amministrazione alle prossime elezioni. Chiederò questa sera il supporto dei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza per riuscire a passare questi mesi con la tranquillità necessaria proprio per portare avanti tutti questi lavori che sono in corso, che stanno per iniziare. Adesso andiamo a vedere la pagina del Bellunese. Allora, in apertura la cronaca con un incendio che nel tardo pomeriggio ha devastato 2 abitazioni. Siamo nell'abitato di Umin, a Feltre. I residenti hanno udito un boato e poi hanno visto le fiamme. Non ci sono notizie di persone ferite. Sul posto sono presenti 24 pompieri, 9 mezzi anche da Belluno, coinvolti anche uomini dei distaccamenti dei volontari di Feltre e del Basso Feltrino. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme, ma le operazioni sono ancora in corso e andranno avanti con ogni probabilità per tutta la notte. L'incendio è visibile in buona parte della vallata feltrina, vedete le fotografie, alcune immagini sono tratte dal gruppo 6 di Feltre, quelle che ovviamente vi abbiamo mostrato. E adesso torniamo sulla questione degli impianti di risalita. Si rischia la chiusura per questa stagione invernale. Noi abbiamo sentito il campione Cristian Ghedina che dice rischiamo davvero il disastro economico, e poi il governo che chiede una regia europea. E io dico, si può aprire, magari si riducono un po' i numeri e si può operare lo stesso in totale sicurezza per far sì che anche questi operatori turistici possano guadagnare dei soldi, perché sennò c'è veramente c'è il disastro economico. Il messaggio è di quelli che pesano, anche perché arriva da uno dei pesi massimi dello sci nazionale, quel Cristian Ghedina, ambasciatore di Cortina nel mondo, oggi testimonial di mondiali e olimpiadi. Per il campione ampezzano pensare a uno stop di Natale sarebbe deleterio, soprattutto se altri paesi dell'arco alpino decidessero altrimenti. Le nostre, o comunque nazioni limitrofe all'Italia, che fanno parte della comunità europea, tengono aperto. Io non riesco a capire perché noi che hanno lo stesso problema nostro dobbiamo tenere chiuso. E all'Europa guarda lo stesso governo. Quello che bisognerà fare però è avere una linea europea comune che valga anche per gli altri paesi, evitando quindi esposizioni concorrenziali sbagliate per il nostro paese. Se poi sarà possibile introdurre dei miglioramenti anche in questo, lo vedremo con la verifica dell'andamento dei contagi nel corso dei prossimi giorni. Esecutivo che sta studiando eventuali deroghe per Natale, soprattutto sul fronte degli spostamenti tra regioni, ma tutto dipenderà dall'andamento epidemiologico. Dobbiamo considerare che queste festività natalizie saranno diverse da quelle a cui siamo abituati, ma dobbiamo essere consapevoli che non possiamo fare un regalo al Covid. E sempre da Cortina, Roberta Alverà, presidente degli albergatori, fa sapere che nonostante tutto si lavora per l'apertura.
Vediamo i dati dei contagi nel bellunese. Allora sono 197 i positivi nelle ultime 24 ore, 15 pazienti in terapia intensiva e 115 invece i pazienti in area non critica. 65 pazienti invece sono ricoverati negli ospedali di comunità. E si è riunito oggi in modalità telematica il Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026. Dopo un approfondito esame sulla base del marketing plan, il CD ha approvato all'unanimità la primaria visione del business plan 2020-2026 e il budget 2021. Lo ha reso noto la Fondazione Milano Cortina, comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali italiane, sottolineando in una nota che le linee del business plan non si discostano sostanzialmente da quelle prospettate in sede di candidatura, se non per gli aggiustamenti dovuti all'attuale ciclo economico anche in relazione alla pandemia. L'obiettivo del pareggio di bilancio resta dunque confermato. E domani è la giornata contro la violenza sulle donne e vi facciamo ascoltare i dati che arrivano dalla questura di Belluno. Di quest'anno, quando eravamo in pieno lockdown totale, abbiamo avuto solamente 2 segnalazioni per maltrattamenti. Penso ci siano diverse concause. Sicuramente il fatto di restare a casa non ha permesso alle persone, alle parti offese, di muoversi nella comune libertà che farebbero nell'ordinario, insomma, senza un lockdown. L'effetto Covid ha sicuramente influito nei dati. Impossibilità di muoversi durante il lockdown, la paura o la difficoltà di denunciare stando fianco a fianco con chi approfitta della propria fragilità. Ma nonostante questo, i dati raccontano di un 2020 nel quale la Questura di Belluno ha registrato 66 casi di reati complessivi nei confronti di fasce deboli, più 5 casi di maltrattamenti in famiglia. L'identikit della donna, bersaglio di vessazioni fisiche e psicologiche, è quello della fascia 30-50 anni. Dimezzati invece i casi di stalking da 14 a 7 e qui molto probabilmente entra in gioco anche la limitazione del coronavirus. Ma l'attività della polizia riguarda anche il tentativo di prevenire certe situazioni con appositi strumenti normativi ed operativi. Per quanto riguarda gli ammonimenti emessi dal Questore, questi sono aumentati nell'anno 2020 e si sono raddoppiati. Ne abbiamo 7 nel campo degli atti persecutori, 5 nella violenza domestica. Per ciò che riguarda invece l'attività di proposta della sorveglianza speciale, il Questore ha attuato 4 proposte di sorveglianza speciale. Il primo punto resta però la consapevolezza di avere qualcuno dalla propria parte. Ecco l'importanza dell'attività del camper itinerante della Questura per fornire informazioni alle donne. 9 date, abbiamo toccato molti mercati della provincia di Belluno, anche nelle periferie. Un'esperienza che sta dando i suoi frutti. Molte donne ci hanno raccontato magari non di episodi che vivono allo stato attuale, ma che hanno vissuto anche recentemente, e hanno anche raccontato di episodi di violenza che accadono e che hanno il sentore che accadano a donne a loro conosciute. Quindi abbiamo cercato di spiegare loro che è necessaria la segnalazione, anche nella massima riservatezza naturalmente, ma che non bisogna voltarsi dall'altra parte. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con l'informazione di Ring. Si parte come sempre alle 21:15. Ospiti della serata saranno il virologo Fabrizio Pregliasco, poi Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Pan, Lega Nord, Vanessa Camani, Partito Democratico, Marco Bonnet, giornalista del Corriere del Veneto, e poi il professor Alessandro De Carlo, psicologo dell'Università di Padova. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. È ancora l'alta pressione a comandare l'andamento del tempo sul nostro territorio. Mercoledì 25 novembre sarà una giornata stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di bel tempo su tutta la nostra regione, la grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato ovunque e non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario. Anche qui il sole sarà decisamente dominante e il cielo sgombro da nubi. Temperature minime fino a 3 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, non cambia di molto, anche in questo caso sarà soleggiato, salvo per locali annuvolamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime intorno a -1, -2 gradi, massime invece fino agli 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.